Ancora buongiorno cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con a voi la linea in apertura. Il caro energia ancora al centro del dibattito politico, delle preoccupazioni di famiglie e imprese. Il tetto al prezzo del gas è una misura importantissima, ma poi serve disabbinare il costo del gas da quello dell'energia e calmierare i prezzi con risorse pubbliche. Questa è la ricetta del governatore Fedriga, che continua a puntare il dito contro Amsterdam. La speculazione causata da una borsa privata è abominevole. Poi fa il punto sulle misure messe in campo dalla Regione per sostenere imprese e famiglie. Le misure messe in campo dalla Regione sono molteplici, quelle legate alla piccola e media impresa con il contributo di 40 milioni di euro, con il contributo per il passaggio a fonti alternative di approvvigionamento energetico, ci sono dei bandi ad hoc, con i contributi nei crediti che noi diamo proprio per il canone energia. Dall'altro c'è la misura che verrà finanziata nell'assestamento di ottobre con 100 milioni di euro per le famiglie, quindi per le abitazioni private, per esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici o di generatori che ovviamente sono utili anche all'ottimizzazione dell'utilizzo energetico. La norma verrà approvata il prossimo anno, i primi mesi del 2023, perché? Perché dobbiamo aspettare l'approvazione della legge di bilancio nazionale al fine di integrare le nostre risorse alle detrazioni nazionali e non sostituirle. Se noi oggi andassimo ad approvare senza sapere quello che viene fatto nella legge di bilancio, creeremmo intanto il caos, ma poi rischieremmo di penalizzare i cittadini di questa regione. Oltretutto, come ho avuto modo di dichiarare, questa norma avrà effetto retroattivo, quindi anche gli interventi degli ultimi mesi del 2022 saranno ricompresi, però dobbiamo uniformarci alla normativa nazionale, proprio per non creare dei danni ai cittadini di questa regione. Mi sorprendono le polemiche a tal proposito, perché quando una regione mette 100 milioni di euro, che penso non sia mai stato fatto nella storia, per l'efficientamento energetico e l'autoapprovvigionamento delle abitazioni, mi aspetto collaborazione, non polemica a prescindere. È chiaro che sono dei tamponi che mettiamo a un dramma strutturale e noi strutturalmente dobbiamo dare risposte. Queste si possono dare soltanto a livello europeo, abbinata a un livello nazionale. Le regioni possono fare la loro parte come stiamo facendo e noi, devo dire, in modo straordinario e con risorse straordinarie, perché penso che nessuno si potesse aspettare tutte queste risorse messe dalla Regione Friuli Venezia Giulia, però ci rendiamo ben conto che non sono misure che possono guardare a lungo periodo, dobbiamo tornare a una normalizzazione dei prezzi. Il price cap, ribadisco, penso sia una cosa importantissima. Seconda cosa, disabbinare il prezzo del gas da quello dell'energia. Terza cosa, sicuramente secondo me serviranno risorse pubbliche, perché comunque il price cap non porterà i prezzi a quelli precedenti, quindi un calmieramento anche con risorse pubbliche è importante. Bisogna abbinarlo al price cap, perché altrimenti rischiamo di dare risorse pubbliche, che ci sia un aumento di prezzi e noi quei soldi non li utilizziamo per abbassare i prezzi ai cittadini, ma per darli alle speculazioni. Devo dire che è alquanto particolare che a determinare i prezzi dell'energia e del gas sia di fatto una borsa privata, ad Amsterdam privata, con pochissimi scambi, dove insiste una speculazione abominevole. Questo è inaccettabile, non si può pensare di mettere in ginocchio il sistema produttivo europeo su una borsa privata. La Regione punti sui parchi energetici per unire ambiente e turismo. A Pordenone, il primo esempio con la riqualificazione dell'area ex Tomadini in pieno centro città, dove sorgeranno una foresteria, un ostello per ciclisti e uffici formativi. Il Comune, che oggi ha presentato il progetto, apre le porte ai privati per la futura gestione della struttura completamente autonoma dal punto di vista energetico. Assessore Scoccimarro, un'iniziativa a Pordenone di un parco energetico che mette insieme l'ambiente e anche una produzione propria di energia, un'iniziativa importante, forse la prima in regione di questo tipo. Sì, veramente in tutto saranno 5, però Pordenone è quello che si è mosso per primo e si tratta della riqualificazione di un parco urbano che era inibito ai cittadini, prossimamente verrà consegnato alla città, riqualificato con una villa storica che verrà rimessa a posto insieme alla barchessa e quant'altro. Qui si farà appunto educazione ambientale, si vorrà fare un turismo lento con le biciclette e l'ostello, quindi la possibilità di avere l'autonomia dell'energia quanto mai attuale in questi mesi, quindi un bellissimo progetto di economia verde dove si può coniugare appunto l'ambiente, l'energia, la cultura, lo sport e soprattutto anche il tempo libero per far sì che i pordenonesi possano riavere quell'area che era appunto privata. E gli altri parchi energetici in regione quali saranno? Saranno Trieste con Villa Revoltella, poi Ravascletto, Reana e Sutrio.
Per quanto riguarda il problema energetico attuale, insomma, la Regione è sempre in prima linea per riuscire a superarlo. Quali sono le ultime novità, insomma, su cosa vi state confrontando al momento? Quella più grossa è quella annunciata dal Presidente Federica qualche giorno fa, di quello di stanziare 100 milioni di euro ai cittadini privati della Regione per mettersi un impianto fotovoltaico in casa, che di fatto fra bonus statale e bonus regionale, chi da novembre in poi farà questo acquisto potrà avere di fatto l'impianto quasi gratuito, se non gratuito. Dopodiché ci vorranno un'integrazione fra le leggi nazionali e regionali, perché al momento non si prevede l'accumulo, quindi ci vorrà ancora un percorso normativo che non dipende dalla nostra volontà. I soldi li abbiamo già messi e quindi quella è la notizia importante. E poi al fatto di fare sistema fra pubblico e privato con le comunità energetiche, anche in questo caso parecchi milioni di euro che verranno implementati nel corso della finanziaria, quindi andare a fare massa critica per avere energia a basso costo e anche quello di recuperare appunto l'acqua piovana, piuttosto che mettere in efficienza gli impianti che già ci sono. Parliamo di comuni, parliamo di impianti sportivi. Assessore Amirante, insomma un'area di Pordenone importante nel pieno del cuore del centro storico che viene restituita in questo modo alla città. Ecco, qual è il progetto che la riguarda? Allora, il progetto che è stato sviluppato insieme alla Regione è un studio di fattibilità tecnico-economica che prevede di realizzare un mix di funzioni, quindi sia una parte destinata alla formazione e l'informazione, soprattutto legata alle nuove tecnologie per quanto concerne il fotovoltaico, piuttosto che altri sistemi per produrre energia o per creare involucri non dispersivi in termini energetici, ma allo stesso tempo una foresteria intesa come delle stanze e dove poter alloggiare allo stesso tempo bar ristorante a favore del turismo lento. Dell'area dell'ex Tomadini, diciamo, che è stata acquistata dalla Regione e che voi insomma cercate in questo modo di valorizzare. Assolutamente, è un luogo iconico per la città perché è un'archeologia industriale, si trova vicino alla città antica e quindi è un luogo chiave dove poter sviluppare un progetto a favore di tutta la cittadinanza e poterlo rendere finalmente visibile, perché da qualunque punto noi ci poniamo oggi non si riesce nemmeno a vedere, se non a intravedere, questo fabbricato, quindi è una necessità forte quella di poterlo restituire alla città. Avete coinvolto anche le associazioni che insomma si occupano del mondo della bicicletta? Sì, sono state proprio loro a darci tutta una serie di spunti, sia per esempio gli amici della pista che ci dicono appunto che quando c'è la 5 giorni vorrebbero poter avere una foresteria e mettere a disposizione anche le infrastrutture necessarie per poter garantire ai ciclisti, no, di potersi allenare da un lato, di poter mettere a posto il loro materiale, insomma, che è essenziale, ma allo stesso tempo la FIAB, per esempio, i piccoli passi che ci dicono quanto un alberga bici sia fondamentale per rendere l'itinerario attraverso anche Pordenone e il territorio provinciale strategico per questo tipo di turismo. Ricordiamo anche le cifre dell'investimento e poi insomma state cercando di fatto un privato che vi possa sostenere in questo. Sì, la cifra che batte a oltre 8 milioni di euro prevede anche la realizzazione non solo della costruzione, il recupero di questo fabbricato, di tutte le vie di accesso e tutto il recupero del parco, ma anche le attrezzature, gli arredi e anche l'avviamento di questo tipo di attività formativa e di foresteria. Faremo una manifestazione di interesse secondo legge per trovare un soggetto privato che investa in tutto o in parte ovviamente se troviamo dei finanziamenti PNRR o altri tipi di bandi che investono in questo senso, di poter finanziare appunto l'intervento da parte del privato. Ridurre le spese di trasporto, il traffico e l'inquinamento in una sola mossa è l'obiettivo del servizio gratuito di carpooling attivato oggi dall'Università di Udine. Studenti, docenti e personale potranno condividere l'automobile privata per raggiungere una delle sedi dell'Ateneo e rientrare a casa. Tutto grazie ad un'app. Parte da oggi all'Ateneo udinese un servizio nuovo, il carpooling. Tra l'altro parte proprio nel momento in cui viene presentato questo servizio che consente di raggruppare docenti, di raggruppare studenti utilizzando solo un'autovettura. Quindi evitare di inquinare. Con noi il professor Salvatore Amaduzzi, che è delegato dell'Università per la sostenibilità.
abbiamo detto un servizio a disposizione sia dei docenti che dei ragazzi attraverso un'app. Sì, di tutta la comunità accademica, quindi anche del personale amministrativo e tecnico, e tramite l'app potranno condividere i percorsi casa-lavoro verso le sedi dell'università. È un progetto che è maturato in periodo pre-Covid, il Covid lo ha bloccato e siamo riusciti quest'anno a farlo partire, per cui da oggi avremo i primi iscritti. Ecco, e tra l'altro parte proprio dall'idea, no, di abbattere l'inquinamento atmosferico. Esatto, noi abbiamo fatto degli studi circa il posizionamento degli studenti, abbiamo fatto una fotografia a un certo punto e ci siamo resi conto che ci sono oltre 6.000 persone che tutti i giorni vengono presso le sedi dell'università per lavoro o per studio, e generando un impatto significativo sull'ambiente, perché sono oltre 300.000 chilometri al giorno vengono fatti per raggiungere le sedi dell'università. Se come crediamo questo servizio ridurrà il numero di auto e le percorrenze, avremo dei vantaggi significativi per l'ambiente e anche, se vogliamo, per le tasche dei nostri colleghi. Ecco, ha visto se ci sono già dei docenti, del personale appunto universitario che si organizza in questo modo? Già lo stanno facendo spontaneamente? Abbiamo notizie di alcuni che si sono organizzati spontaneamente in passato, però diciamo che la nostra comunità è composta da più di 20.000 persone e quindi indubbiamente è difficile conoscersi tutti e sapere appunto dall'app che lungo il percorso, lungo il tragitto casa-lavoro ci sono delle persone che chiedono dei passaggi, semplifica la possibilità di mettere insieme le persone. Ma sentiamo quello che è il parere anche degli studenti che già, mi pare di capire, si stanno organizzando, no? Quando possibile, proprio in questo senso. Ne parliamo con Francesca Corte, che è rappresentante appunto del Consiglio degli Studenti. Sì, gli studenti già da tempo si organizzano per andare a raccogliere i propri compagni, i propri colleghi lungo il percorso che fanno giornalmente per raggiungere le sedi universitarie. Ecco, e questa nuova opportunità dell'app permetterà insomma di creare rapporti magari nuovi fuori dai propri compagni di corso che magari si trovano alla stessa ora e si vedono ogni giorno, quindi la volontà anche degli studenti di creare nuovi legami dopo il periodo Covid potrà essere appunto favorita da questa nuova app, e quindi gli studenti, sia da un punto di vista economico, appunto il risparmio del tragitto della propria auto, sia da un punto di vista ambientale, sicuramente accoglieranno questa novità con piacere. Quindi un esempio questo che può essere raccolto anche per altri casi. Sì, come ad esempio i ragazzi, insomma, non tutti quanti sono automuniti e quindi si sono sempre arrangiati, insomma, in un certo senso questa app, questo anche modo smart di condividere i passaggi è proprio adatto alla nostra generazione, quindi insomma io sono sicura che sarà ben accolto. C'è sempre insomma più consapevolezza appunto, no, del benessere dell'ambiente e la sua salvaguardia. Ne parliamo con Tommaso Simaz che fa parte, rappresentante della Commissione Sostenibilità. Sì, esatto, diciamo che fra le varie iniziative che ha promosso sia Uniud sia noi come Commissione c'è sempre stata grande partecipazione e grande attenzione da parte degli studenti, e quindi questa applicazione, questa iniziativa è soltanto, diciamo, l'ultima iniziativa che va a incentivare queste pratiche di sostenibilità, ed è soltanto, diciamo, uno degli ulteriori passi che si sta facendo e che si compie verso la sostenibilità a tutto tondo, come diceva bene prima Francesca, sia dal punto di vista ambientale quanto quello economico, perché sappiamo insomma quanto possono costare adesso i carburanti per muoversi, e sia dal punto di vista sociale, perché dopo un lungo periodo di Covid anche viaggiare in macchina insieme può essere un buon modo per aprire delle interazioni, e l'università insomma serve anche a questo nella nostra idea. Ecco, chiudiamo questo collegamento con un messaggio che lo stesso rappresentante della Commissione Sostenibilità lancia anche alle altre persone, non solo agli studenti e non solo a chi vive il mondo universitario. Certamente per gli studenti scaricare assolutamente l'applicazione, iscriversi, e in generale sia per gli studenti che per tutte le persone di fare anche qualche sacrificio, che può essere fermarsi un'ora in più per dare un passaggio a una persona o stare un'ora in più per ricevere un passaggio, e che in generale
generale per tutte le persone può essere di sacrificare la macchina a favore magari della bici o di raccogliere una cartaccia per terra, perché sembra poco ma in realtà vuol dire molto per l'ambiente. E qui da Palazzo Florio, Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato, chiudiamo questa prima frazione con questa bella notizia, questo bel servizio dedicato all'Università di Udine. Noi adesso andiamo in pausa e torniamo qua tra poco. Seconda parte di A Voi la Linea è stata presentata questa mattina la 10ª edizione di Trieste Espresso Expo, la fiera biennale del caffè organizzata nel capoluogo giuliano dalla Camera di Commercio Venezia Giulia con Aries. Saranno 160 gli espositori provenienti da tutto il mondo a partire dal 27 di ottobre. Tra i temi al centro di questa edizione anche il caro energia che pesa notevolmente sulla filiera. Dopo 4 anni è saltata, come sappiamo tutti, è saltata l'edizione del 2020 causa pandemia, e per cui questa è una manifestazione biennale, per cui l'ultima è stata fatta nel 2018 e finalmente oggi in presenza ritorniamo non con poche difficoltà, lo ammetto, perché abbiamo un sito nuovo da riadattare a fiere, comunque abbiamo creato una tensostruttura per ospitare, ma direi che gli imprenditori hanno risposto in massa. Abbiamo 160 espositori da tantissimi paesi del mondo, abbiamo accrediti di altri 45 paesi del mondo come visitatori specializzati, insomma sarà una fiera piena di contenuti, sarà una fiera dove andremo a sollevare il problema dell'energia, del mondo del caffè, un mondo molto energivoro, sia per la produzione, torrefazione e somministrazione, per cui al convegno di inaugurale parleremo proprio di questo tema. Siamo soddisfatti, gli imprenditori italiani ed esteri hanno risposto in massa, non era scontato, in quanto nel frattempo sono state fatte altre fiere, cambiate date, annullate altre, e l'imprenditore comunque ha problemi di bilancio, insomma, ma nonostante tutto Trieste piace, Trieste Capitale del Caffè è stata accettata e appunto il 27 inaugureremo questa fiera che avremo tantissime soddisfazioni. Questo mondo si è mosso, ormai tutti si muovono un po' anche per conto loro, visto che l'Unione Europea sta ferma e a parte le dichiarazioni di oggi di questa sospensione momentanea, chi parla per sempre, chi parla per 3 settimane, non si capisce bene, il problema è che le imprese stanno chiudendo e per cui tutte quante l'Italia è maestra nel dividersi, ma è maestra anche di unirsi per fare le cose assieme, per cui ognuno cerca di ottimizzare i propri consumi e anche il mondo del caffè proporrà un progetto per la filiera del caffè. Finalmente ci ritroviamo dopo troppi anni in presenza ed assieme faremo un po' il punto di questa situazione che ci ritroviamo a vivere come mondo nel suo complesso e come mondo del caffè in particolare, un mondo che, come anche altri settori produttivi, soffre della crisi energetica del momento, dei costi in particolare del gas e conseguenti anche dell'energia elettrica, molto pesanti per alcuni di noi. La mia azienda in particolare ad esempio è fortemente gasivora e quindi ne soffre in maniera determinante, ma nel suo complesso stiamo vivendo un momento in cui mai come adesso il problema della sostenibilità è per tutti, per paesi produttori e per paesi consumatori. È un problema ad ampio spettro, pur con sfaccettature molto diverse, ma che come sempre ci rende un qualcosa che dovrebbe essere un qualcosa di unico, un unico insieme, perché noi siamo i paesi fra virgolette consumatori ma non produciamo caffè e dipendiamo dai paesi produttori per rifornirci della materia prima che è fondamentale per la nostra attività e quindi siamo un qualcosa di unico che deve essere visto come un qualcosa di unico sempre di più. Trieste è la città del caffè anche in questo. Trieste è un crocevia di rotte commerciali, di rotte di merci, ma è anche un punto di incontro. Il caffè stesso è motivo di incontro, per cui mettendo assieme questi due concetti della nostra realtà geografica, di quello che è il mondo del caffè, siamo riusciti a creare un appuntamento che già alla 10ª edizione richiama 12.000, 13.000 visitatori, ma ricordiamoci è una fiera B2B, per cui l'unica
filiera completa che è quella di Trieste riesce a dare la fiera più completa su quello che è il mondo del caffè. Il comune di Cividale, centro cardioprotetto grazie alla presenza di numerosi defibrillatori pubblici, mette a disposizione del territorio un corso di formazione per l'utilizzo consapevole dei defibrillatori pubblici già installati in città. Il corso ha preso avvio questa mattina interamente a carico dell'amministrazione comunale e viene svolto dalla Croce Rossa Italiana ed è programmato ogni lunedì dalle 8:30 nella sala giunta del municipio. Cividale del Friuli ha voluto, l'amministrazione Cividale ha voluto inserire all'interno del perimetro del centro una serie di defibrillatori, sono 6. È chiaro che l'utilizzo del defibrillatore è qualcosa di estremamente importante. Consideriamo che l'Istat stima che ogni anno in Italia ci siano circa 45.000 morti improvvise causate da arresto cardiaco. È importante quindi saper intervenire, bisogna intervenire presto, entro i primi 5 minuti possibilmente. Ogni minuto di ritardo nell'intervenire porta una riduzione della possibilità di sopravvivenza del 10%. Ecco perché la nostra amministrazione, visto che la città è turistica, c'è molto afflusso di persone, è convinta che la presenza di defibrillatori, ma soprattutto la capacità delle persone di poter intervenire, ecco perché l'amministrazione, credo che siamo gli unici, direttamente propone dei corsi per un certo numero di persone gratuiti per saper poi utilizzare questo strumento, ma anche per saper utilizzare le prime manovre salvavita. Quindi il corso si terrà ogni lunedì a partire da oggi. Un massimo di 6 persone, sarà tenuto dalla Croce Rossa Italiana. Noi invitiamo tutti ad iscriversi, basta andare sul sito per verificare l'indirizzo a cui mandare la propria iscrizione. L'utilizzo del defibrillatore con una modifica alla norma nazionale non è nemmeno più legato all'aver fatto il corso di formazione, però è importante aver fatto questo corso di formazione per una sicurezza personale, perché poi la si porta anche, voglio dire, a casa, nelle proprie famiglie, in generale è importante saper conoscere le prime manovre di emergenza. Ma detto questo, il defibrillatore fa tutto da sé, sostanzialmente una volta che si apre la teca poi si apre il defibrillatore parla e indica quello che c'è da fare, e se per caso non ci fosse un problema cardiaco il defibrillatore non dà la scarica. Comunque questi defibrillatori sono collegati anche alla centrale NUE di Palmanova. Ecco che quindi una volta chiamato il 112 si verrà seguiti in modo, come dire, pedissequo e senza essere mai lasciati soli. Comunque è importante intervenire subito, presto, ecco perché i defibrillatori possono davvero salvare molte vite, come stanno peraltro facendo e come sta accadendo. Chiara Bragagnini è pronta per una prova pratica, che cosa dimostrerai? Allora, dimostrerò una sequenza di BLS, quindi rianimazione cardiopolmonare. In questo caso il corso prevede anche l'utilizzo del defibrillatore, ma durante la prova non lo farò vedere in quanto il defibrillatore lo utilizziamo solamente se siamo in 2, essendo la rianimazione cardiopolmonare, diciamo, l'elemento principale che non va mai, come dire, va sempre fatto durante una sequenza BLS. Per cui la prima cosa che faccio quando trovo una persona a terra è valutare la sicurezza della scena. La scena quindi è sicura, mi avvicino alla persona. Ok. Mi avvicino alla persona, la scuoto, la chiamo. Signore, mi sente? Quindi valuto la coscienza, la persona non è cosciente, quindi chiederò a qualcuno di contattare il 112, che c'è una persona incosciente, dicendo dove mi trovo. Dopodiché allineo il corpo, scopro il torace e andrò iperestendo il capo per aprire le vie aeree e valuto se la persona respira. Magari mi aiuto appoggiando una mano sul petto per al massimo 10 secondi. 2. Ok, sono passati 10 secondi, non c'è espansione toracica, quindi valuto che la persona non respira e avviso la persona che avevo prima coinvolto di avvisare il 112 che la persona non respira e inizia la rianimazione cardiopolmonare. A questo punto chiedo alla persona di portare un defibrillatore, se sono da sola invece metto il telefono in viva voce e procedo con la rianimazione. Individuo il centro del torace, cioè individuo lo sterno. Al centro dello sterno precisamente andrò a posizionare la mia mano dominante col calcagno della mano, in questo modo,
mi metto ben perpendicolare alla persona, tengo il braccio teso, vado ad incrociare l'altra mano sopra e inizio a comprimere. La frequenza è di 100-120 al minuto con una profondità di 5-6 cm nell'adulto. Ogni volta che eseguo una compressione devo sempre anche rilasciare. E vado avanti finché non arrivano i soccorsi, oppure sono stanca per cui chiedo il cambio a qualcuno, oppure la persona riprende segni vitali. In questo caso adottiamo ancora le linee guida Covid, per cui non è consigliato su una persona adulta che troviamo per strada, per una tutela nostra di sicurezza, effettuare anche le insufflazioni. Quindi procederò solo con le compressioni. Qualora sia un familiare me la sentissi di effettuare le insufflazioni, eseguo un rapporto 32, quindi 30 compressioni e 2 insufflazioni. Bene, termina qui l'edizione odierna di A Voi la Linea, non mi resta che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione. Se dovete pranzare, buon appetito, arrivederci.